Parla tifoso dell'Azzurra. Questo è l'inviato del tuo club e oggi abbiamo informazioni sulla preparazione della squadra per il big match contro il Milan in Champions League. Il giorno di Pasquetta i ragazzi dell'Azzurra si sono dati appuntamento presso il centro sportivo Konami dell'SSC Napoli a Castelvolturno per allenarsi sotto la guida di coach Luciano Spalletti. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione seguita da un lavoro di forza, un piccolo gioco in campo e un esercizio tattico. La sessione si è conclusa con lo sviluppo del gioco su palle morte, dubbi, invece, sull'attacco del Napoli. Victor Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra, mentre Giovanni Simeone ha fatto terapia. Raspadori ha svolto un lavoro individuale in campo, ma dovrebbe partire titolare questo mercoledì a San Siro. E tu, tifoso, credi che il Napoli possa battere il Milan anche con interferenze in attacco? Commenta qui sotto e lascia la tua opinione. La partita contro il Milan è molto importante per il Napoli e per i suoi tifosi, e la squadra si sta preparando duramente per vincere. I dubbi in attacco possono essere un ostacolo, ma la squadra è fiduciosa e lavora sodo per superare queste avversità. Secondo te chi dovrebbe partire titolare nell'attacco del Napoli contro il Milan? Lascia la tua opinione nei commenti.